Ci sono delle prassi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi attraverso il sistema del nero, che sono preoccupanti, sui quali si può e si deve intervenire. L'altro, per fortuna, credo che sia meno una prassi, quello di chiedere, diciamo, una tangente per scavallare le liste d'attesa. Era stato il primo, ascoltando le parole del medico padovano registrate dalle telecamere nascoste, a definire concussione la richiesta di 2.000 euro per saltare le liste d'attesa. Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione arriva a Padova all'indomani dello scandalo Bustarelli in corsie e pagamenti in nero che ha travolto 2 medici padovani dell'azienda ospedaliera, rispettivamente il ginecologo Pietro Litta e la dottoressa Alessandra Andriani, responsabili del centro di procreazione assistita. Se il nero purtroppo sembra essere un fenomeno diffuso in ambito sanitario, episodi come quello che riguardano il luminare della ginecologia Pietro Litta sembrano essere più isolati per Cantone, tuttavia devono essere perseguiti ed evitati, soprattutto in una regione virtuosa come il Veneto. Sono temi su cui una regione in cui funziona bene la sanità, perché va detto con chiarezza, senza fare, diciamo, attività tartufesche, funziona bene la sanità, ha l'obbligo di prendere in considerazione queste idee, perché poi sono un neo rispetto a un sistema invece che può essere considerato un modello per molti aspetti. Cantone, ospite dell'Università di Padova, è intervenuto in un convegno organizzato dagli Atenei Veneti sulla trasparenza e legalità negli appalti. Con lui il rettore del Bo, Rosario Rizzuto, che proprio ieri ha avviato un'indagine disciplinare nei confronti dei 2 medici. Ma se dovessero essere confermati sono intollerabili perché incompatibili con i valori di questa università. Oltretutto, come discutevamo all'inizio, rischia di danneggiare l'immagine di centinaia di colleghi che lavorano con grande bravura e comportamento inattaccabile. Quindi,